Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul Lago Maggiore alla scoperta di Arona, città natale di San Carlo Borromeo, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 212 metri sul livello del mare e conta poco più di 14.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Alberto Gusmeroli. Benvenuti ad Arona, una delle città più belle e accoglienti di tutti i laghi del nord Italia. Noi abbiamo tantissime bellezze ed eccellenze da farvi vedere, siamo la terra di San Carlo Borromeo, qui è nato San Carlo in Rocca, abbiamo la statua che è la seconda statua più alta al mondo visitabile dall'interno ed è stato anche lo spunto per realizzare la Statua della Libertà a New York. La città era una città fortezza, quindi non aveva un castello ma aveva una rocca e dalla rocca voi potrete ammirare uno degli spettacoli più mozzafiato al mondo. Pensate che vedete tutto il lago Maggiore fino alla Svizzera nei giorni di bel tempo e soprattutto potete fare tantissime cose ad Arona, perché vi ricordo Arona è la città bandiera blu per le sue spiagge, è bandiera arancione per il turismo, è la città dello shopping, quindi abbiamo negozi che non sono secondi a nessuno e ai grandi centri urbani come Milano. Abbiamo tanti locali pubblici dove potersi divertire, quindi è una città viva tutto l'anno. Facciamo tantissimi eventi e c'è tantissimo da visitare. Pensiamo che tutta la zona centrale è pedonale, abbiamo recuperato le mura, abbiamo riaperto la Rocca dopo un decennio di oblio e dalla Rocca voi potete non solo ammirare il lago, la città, ma potete godere di una pace e di una tranquillità fenomenale in 6,5 ettari di parco. Potete tranquillamente fare dei picnic, c'è un punto di ristoro meraviglioso gestito da volontari e da una famiglia. Ci sono tantissime motivazioni per venire a trovarci ad Arona. C'è la possibilità di andare tranquillamente in bicicletta perché abbiamo 3 chilometri di pista ciclabile che taglia tutta la città e che è completamente libera dalle auto, ma nell'ambito della città voi potrete giocare a scacchi sulla scacchiera in fronte al lago, potete tranquillamente vedervi il lago su delle panchine cyclette, potete tranquillamente passeggiare con i vostri figli perché la città è fatta per le famiglie. Il turismo sta crescendo tantissimo in questi anni, abbiamo
abbiamo una crescita veramente poderosa, però allo stesso tempo vogliamo essere accoglienti e far sì che la città sia sempre di più a misura d'uomo. È un punto di partenza Arona per vedere tutto il lago, ma non solo il Lago Maggiore, anche il Lago d'Orta che è qui vicino e che è un'altra delle bellezze vicine ad Arona. Venite ad Arona perché è una città da scoprire, è una città che ogni giorno vi sorprenderà. E San Carlo Borromeo è nato proprio qui, nella Rocca di Arona, il 2 ottobre del 1538, ma adesso ci spostiamo, raggiungiamo la Chiesa Madre per incontrare il parroco Don Claudio Leonardi. Ho la gioia di dare il benvenuto a tutti voi in questa chiesa parrocchiale dedicata alla Natività di Maria Vergine. È la chiesa collegiata di Arona. La sua storia in modo particolare si collega all'opera del cardinale Federico Borromeo, che volle onorare il luogo natale del cugino San Carlo in occasione della sua canonizzazione. E quindi volle questa collegiata, volle la statua posta sul colle di San Carlo e voleva anche che ci fosse un sacromonte, che però non è stato mai terminato, per, diciamo così, illustrare la vita del cugino. La comunità cristiana di Arona attualmente conta circa 10.000 persone e con una frequenza ancora abbastanza numerosa, in modo particolare alle messe festive e alla messa feriale. Questa chiesa che ci ospita contiene anche, diciamo così, dei valori artistici. Sono le 6 tele del Morazzone che erano state ordinate appunto dal cardinale Federico Borromeo. C'è la tela dell'Appiani della Natività di Gesù, posta sull'altare dove attualmente è custodita l'Eucarestia. Il capolavoro in questa chiesa collegiata è il Politico, che risale a Gaudenzio Ferrari. Rappresenta al centro la nascita di Gesù, con la caratteristica di Gaudenzio Ferrari in cui il bambino Gesù sempre succhia il ditino. Sulla base gli apostoli, alcuni santi, tra cui Ambrogio, Fedele, Carpoforo, e la committente di questa pala della famiglia Borromeo che vediamo sulla destra del Politico stesso. Accanto a questa chiesa ci sono altre chiese, quella più antica, anche se poi, come la vediamo oggi, è stata rifatta nell'800, dedicata ai martiri, Graziano, Felino, Carpoforo e Fedele, e qui si collega alla storia della città. San Carlo volle che i martiri che erano custoditi nella abbazia accanto alla chiesa appunto dei martiri fossero portati a Milano. Siamo attorno alla fine del 1500 e quando gli aronesi si accorsero che Fedele e Carpoforo erano stati portati via, reclamarono col santo arcivescovo. Lui allora rispose rimandando ad Arona delle reliquie che giunsero ad Arona
il 13 di marzo passando sul Naviglio e sul lago, quindi giunsero via Lago da Milano. Il comune l'anno dopo, avendo constatato che Arona non era stata toccata dalla peste, volle che il 13 marzo fosse giorno festivo e questo, dalla fine del 1500 fino ad oggi, si mantiene tale. Nella chiesa di San Graziano sono anche custoditi la mitria, il pastorale e il cilicio di San Carlo. Possiamo dire che San Carlo è legato a questa città, alla sua città natale, nacque sulla rocca e probabilmente fu battezzato in questa chiesa, anche se il fonte battesimale che attualmente c'è è posteriore. E il 1° di novembre del 1584 celebrò l'ultima sua messa, perché poi era già affaticato e giunge a Milano, dove muore la sera del 3 novembre del 1584. Ci sono altre chiese che in un certo qual modo si collegano all'esperienza o alla fede in Maria. La chiesa di San Giuseppe, dedicata appunto allo sposo di Maria, perché fu anche la chiesa sede della confraternita dei falegnami e le opere lì custodite erano le opere di questi artisti di Arona, dove c'è stata questa scuola di scultura del legno. In modo particolare un nome che emerge è il nome del Tiberino. C'è un'altra chiesa dedicata ai genitori di Maria, Sant'Anna, una chiesa molto frequentata perché si trova sulla via principale dove ci sono tutti i negozi della città. Una quarta chiesa è la chiesa di Santa Marta, ma in realtà dedicata alla Madonna di Loreto, perché all'interno la madre di Federico Borromeo volle che fosse riprodotta la Santa Casa di Loreto. Fu poi chiamata Chiesa di Santa Marta perché ebbe lì la sede della confraternita di Santa Marta. Attualmente questa chiesa è in restauro, quindi non ve la possiamo presentare, vi presentiamo la facciata in attesa che magari tra qualche anno possiate vedere bene anche l'interno rinnovato. Il messaggio del parroco alla cittadinanza è un pochettino trascritto nell'invito che avevamo fatto per la festa patronale recente della Natività di Maria dell'8 settembre scorso, dove Maria è colei che dà speranza all'umanità, è colei che l'aurora che precede il sole che è Cristo, e quindi un messaggio di speranza per questa comunità cristiana, un messaggio in cui una comunità cristiana si impegna ad annunciare anche alle nuove generazioni il Vangelo. Una sintonia con la pastorale diocesana, e il nostro Vescovo quest'anno ci invita soprattutto ad approfondire l'aspetto spirituale delle comunità cristiane. E quindi vorremmo veramente approfondire questa caratteristica che è il nervo, è la parte centrale del perché esiste una parrocchia in una città, in questo posto che è bello da un punto di vista paesaggistico, ma deve diventare bello anche da un punto di vista spirituale. La città che ha dato i natali a San Carlo vuole essere ancora la città che genera nuovi cristiani alla vita.
Adesso andiamo a degustare idealmente i piatti tradizionali e le altre tipicità di Arona. La parola alla signora Sabrina Concone. Ben arrivati, ecco, abbiamo radunato qua alcuni prodotti delle aziende locali di Arona con anche dei piatti tipici preparati dai ristoranti. Per incominciare abbiamo l'azienda Guffanti, che è uno storico affinatore di formaggi noto in Italia ma anche moltissimo all'estero, che ci ha portato il Bettelmat, che è un formaggio tipico degli alpeggi della Valformazza, il gorgonzola naturale di Novara, la toma del Mottarone e poi abbiamo i formaggi di capra anche del Lago d'Orta, che anche questa è una piccola nicchia, un prodotto particolare del locale. Poi abbiamo l'azienda Laica, che è un'azienda leader anche questa nella produzione e nella commercializzazione del cioccolato, fin dal 1946, anche questa è un'eccellenza aronese. Il loro prodotto più conosciuto forse sono le monete di cioccolato, da loro inventati negli anni 50, poi ovviamente ben note sono le tavolette, i cioccolatini e le loro praline. Qua invece abbiamo la pasticceria Liverti, che prepara come suoi prodotti tipici il panciuc, che è il cosiddetto un po' come il pane ubriaco, significa, che è una sorta di panettone poi imbibito con i vari vini da dessert, quindi che possono essere il passito, il limoncello, eccetera. Producono anche gli amaretti del San Carlon, anche questo insomma in onore di San Carlo Borromeo, con vari aromi. E poi un loro dolce tipico è la meringata ai marron glacé, che è richiesta sempre tutto l'anno, un prodotto tipico anche questo della pasticceria Liverti. Abbiamo anche alcuni piatti preparati dai ristoranti della zona di Arona, tra cui la lingua di manzo in salsa verde da accompagnare con la bagna cauda, che è una salsa a base di acciuga, e le verdurine a crudo. Da questa parte abbiamo una lasagnetta preparata con il lucio perca, che è un pesce tipico delle acque dolci nel nord Italia, quindi anche del Lago Maggiore, che qua si può vedere anche nella versione al naturale. È un pesce abbastanza grande, quindi sono dei tranci. Un altro primo piatto tipico è il risotto, che si preparano in vari modi. Qui ad esempio l'abbiamo con il vino rosso, il Nebbiolo, che è un vino rosso piemontese, anche in novarese ce ne sono alcune versioni, con la fonduta di Castelmagno, dentro ha un cestino proprio anche fatto con il formaggio croccante. Da questa parte invece abbiamo un secondo piatto tipico del Lago Maggiore, così come per i laghi del nord Italia, che è il pesce persico, quindi i filetti di pesce persico preparati, dorati uovo, farina e poi passati burro e salvia. Pesce molto delicato, quindi è leggero. Abbiamo anche messo alcuni funghi, ci sono sia i porcini che i finferli, e anche questi vengono utilizzati in vari modi come in accompagnamento ai prodotti del lago, ai prodotti locali. Vi aspettiamo ad Arona nei tanti ristoranti che si trovano sia sul lungolago in centro, sia nel centro storico, sia sulle colline nelle frazioni. Ce n'è per tutti i gusti, vi aspettiamo! Vi aspettiamo ad Arona! E con la signora Luciana Trovato andiamo a visitare l'organizzato Museo Archeologico di Arona. Benvenuti al Museo Archeologico di Arona.
Questo è un museo che è nato nel 97, si trova nel centro della città, nell'ex mercato coperto, e dal 97 appunto è museo archeologico. Lo abbiamo riallestito di recente per renderlo un pochino più accattivante e semplice per il pubblico. Raccoglie materiali che partono dal periodo neolitico e arriviamo fino al tardo antico o alto medioevo. I nostri punti forti possiamo dire che sono il Parco dei Lagoni e i materiali che provengono da lì. Sono materiali di varie epoche. Abbiamo il sito palafitticolo appunto del Parco dei Lagoni, che è diventato sito UNESCO insieme a altri 111 siti palafitticoli del nord Italia. Da lì provengono resti molto importanti, i materiali deperibili che sono stati conservati attraverso dei calchi, in quanto nel 1860 le tecniche di restauro non hanno permesso la conservazione. Oltre a questo abbiamo materiali dell'epoca dei Gola Secca, una cultura che si è diffusa nel nord Italia, Piemonte orientale e Lombardia occidentale, dal IX a circa il V-IV secolo a.C. Abbiamo molti materiali, siamo vicini a quella che era un po' una delle capitali di questo territorio, cioè Castelletto Ticino. Prevalentemente sono materiali che vengono da necropoli, quindi urne cinerarie con tutti i loro corredi, che testimoniano una presenza importante. Queste popolazioni erano di origine celtica, sono coloro che hanno iniziato a scrivere nel nostro territorio utilizzando un alfabeto nord-etrusco che proprio hanno mutuato dagli Etruschi, che probabilmente passavano in questi territori per poi raggiungere l'Europa centrale e settentrionale attraverso il Ticino, il Lago Maggiore, eccetera. Queste popolazioni poi si incontrano con i Galli, che probabilmente arrivano dalla Francia o dalla Svizzera, non abbiamo notizie certe, e dopo un po' di tempo avviene un'integrazione e quindi diventano probabilmente un unico popolo, un popolo che poi si romanizzerà, quindi abbiamo testimonianze del periodo appunto della romanizzazione, i primi contatti, e poi attraverso i corredi funerari soprattutto vediamo proprio questo progredire della romanizzazione, quindi i materiali romani all'inizio sono soltanto alcuni e poi sempre più numerosi, fino a diventare simili, diciamo non identici ma simili, con alcune particolarità comunque locali che permangono. E poi passiamo all'Alto Medioevo con alcuni materiali di epoca longobarda che testimoniano quindi la presenza di questo popolo nel nostro territorio. Con l'assessore al turismo e alla cultura andiamo a scoprire altre curiosità del comune di Arona sul Lago Maggiore. Arona è una città dalla spiccata vocazione turistica e commerciale. Si sono susseguite nella città di Arona importantissime casate, dai Torriani ai Visconti agli Sforza, fino a quando la Rocca di Arona venne infeudata alla famiglia Borromeo. Da allora divenne, se vogliamo, la principale protagonista della storia aronese. Alla Rocca, nella Camera dei Tre Laghi, nel 1538 nacque San Carlo Borromeo. Oggi purtroppo quello che ci rimane della Rocca sono solamente i resti delle antiche mura, perché nel 1800 Napoleone decise di farla distruggere e di utilizzare i resti, quindi le macerie del castello e delle mura, per costruire la strada statale che avrebbe collegato Milano a Parigi. Tutta questa ricchezza di storia e di fascino si sposa perfettamente con la vocazione appunto turistica e commerciale della città, motivo per cui
quest'anno ad Arona è stato proprio lanciato il progetto Arona Lake and Shopping. È un progetto che ha visto collaborare tantissime realtà, quindi l'amministrazione, ma anche le associazioni di categoria e i commercianti di Arona. Questo progetto aspira a combattere, se vogliamo, l'impoverimento commerciale all'interno dei centri storici, che per noi sono fondamentali. Viene promosso con un logo creato ad hoc, che è proprio l'Arona Lake and Shopping, e all'interno di questo cappello viene realizzato un calendario di eventi durante tutto l'anno che vede Arona protagonista di concerti di altissimo livello, teatro, balletto, questo anche grazie alla collaborazione con tantissime associazioni del territorio, ma anche con le scuole. Altro evento importante per Arona è sicuramente il Teatro sull'Acqua, giunto ormai alla 9ª edizione, viene sempre svolto nel mese di settembre e vede un susseguirsi di incontri con gli autori e teatro che viene svolto su delle chiatte proprio sul lago. Il Teatro sull'Acqua è diretto da Dacia Maraini. Ogni 2 anni Arona vede sorvolare le frecce tricolore, anche questo è un evento veramente entusiasmante che porta migliaia di persone a godere di questo orgoglio nazionale. Venite ad Arona perché a noi piace sempre dire ci sono 1000 motivi per venire ad Arona. Concludiamo la nostra passeggiata ad Arona con l'invito nel dialetto locale del signor Damiano Malgaroli. In dialetto locale vi dico questo, ragazzi, gente, ni ad Arona, il posto più bello che dal Lago Maggiore e poi come una gran fortuna, oltre la città, al lago, a come il nostro San Carlone che va dalla vostra benedizione. Arona, una delle perle del Lago Maggiore in provincia di Novara, vi aspetta con tutte le sue positività. Per rivedere le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate ad Arona, città natale di San Carlo Borromeo. Ciao!